benvenuti a questa conferenza stampa di presentazione dello Start Festival, evento che si terrà qua nelle Filande di Santa Lucia di Piave il 20, 21 e 22 giugno. Un evento che sarà un grande contenitore di esperienze che il visitatore potrà sostenere, insomma, frequentare all'interno dell'evento, tutto con il fine di promuovere quello che è il mondo dell'arte e della creatività. Un'attenzione particolare verrà rivolta soprattutto ai giovani artisti, ai giovani creativi, con la realizzazione di una mostra collettiva all'interno del padiglione grande della Filanda, che fa seguito a un bando di selezione aperto 2 settimane fa, a cui hanno risposto una ventina di ragazzi. Ne sono stati selezionati 16, diverse le tecniche espressive che troveremo all'interno della mostra, dalla fotografia ai dipinti alle video installazioni e anche design abbiamo. Start Festival, insomma, questo contenitore è che oltre all'esposizione avremo un ricco programma di musica con giovani band emergenti del territorio, di tutta la regione, dei convegni soprattutto nella prima parte del festival, dopo entreremo nel dettaglio del programma, laboratori e workshop per bambini e anche non bambini e dopo performance dal vivo performance live di artisti, poeti e anche writers. Entrando nello specifico del programma, che trovate nella cartellina, l'evento parte venerdì 20 giugno alle ore 19 con l'apertura degli spazi espositivi, mentre il programma entra nel vivo alle ore 20 con il primo convegno in programma, la comunicazione e i nuovi modi di fare impresa. Quindi cercheremo di collegare tutto quello che è arte e creatività con anche la quotidianità e quindi il business, per far capire che comunque l'arte e la creatività sono all'interno di tutti i nostri giorni, tutte le nostre attività. Avremo come relatori 2 studi giovani, infatti, aperti di recente da giovani, che seguono tutta la parte comunicazione e marketing, e quindi daranno degli input agli ospiti su come strutturare una comunicazione efficace con la propria attività. Avremo dopo il nostro partner Ora Wine, che spiegherà un po' le strategie che hanno adottato sulla promozione del loro brand e del loro prodotto, e concluderemo con Claudio De Stefani di Eventi, che ci farà un piccolo intervento su come può essere efficace abbinare alla promozione del proprio prodotto degli eventi, come possono essere delle presentazioni, degli aperitivi, in modo, insomma, per un escurso su tutto quello che è la comunicazione. Seguiremo dopo un secondo convegno alle ore 21 realizzato dal nostro partner La Chiave di Sofia, che dopo spiegherà l'ospite Valeria, con il titolo Crea te stesso, la vita non consiste nel trovare te stesso, la vita consiste nel creare te stesso. Quindi anche qua creatività legata agli ambiti della quotidianità. Dunque dopo questo spiegheremo meglio. Venerdì avremo 2 concerti live, gruppo The Pink Notes alle 20:30 e alle 22 Isole di Ceramica, 2 band giovani, e sempre alle 21 avremo la prima performance di un artista locale di Conegliano, molto interessante, Phil, che realizza delle sculture, dei paper toys con la carta, queste piccole sculturette. Ha collaborato con molti illustratori italiani, giovani, però hanno lavorato a livello internazionale, quindi insomma un ospite abbastanza illustre. Phil è il nome? Il nome è Filippo Perini. Filippo? Perini. È il nome d'arte, Phil. Che bello Phil. È di qua? Conegliano. Dopo diamo un'anticipazione, questa prima collaborazione con questo artista darà il via a qualcosa che è già in cantiere e che vedremo a settembre a Conegliano. Intanto anticipiamo questo, non svegliamo troppo, però ecco, lanceremo questo prossimo evento proprio con la sua performance qua in Filanda.
Passiamo velocemente a sabato 21, apertura sempre degli spazi espositivi alle 18:30, quindi la mostra collettiva, la mostra sulla creatività dei bambini, una mostra speciale che avrà un suo box a parte, che è allestita dalla scuola di infanzia di Sarano, con il titolo La scuola di Guggenheim, arte e natura, e sempre all'interno del box ospite il cartoncino magico a cura di Dino Maraga, insomma un cartoncino magico, quindi l'arte e la creatività dei più piccoli. E sempre come spazi espositivi ci sarà presente un'esposizione personale dell'illustratore Paolo Gallina, realizzata in collaborazione con Treviso Comic Book Festival. Collaborazione importante all'interno della mostra collettiva sarà la partecipazione di Lago Film Fest di Revine con 3 cortometraggi in proiezione. Sempre sabato 21 in orario apertura avrà avvio la giornata che noi abbiamo chiamato Spray Paint Day, quindi un giorno all'insegna dell'utilizzo degli acrilici spray, che inizierà con una piccola conferenza di presentazione del nostro partner Fine Arts Mart, che terrà un piccolo escurso su tutto quello che è il mondo dell'arte e creatività oggi e sui prodotti che possiamo trovare all'interno del loro shop, soprattutto sugli acrilici che dopo verranno utilizzati. Nel successivo workshop alle 19:30, workshop guidato dall'artista Stefano Damo, quindi aperto a tutti i partecipanti su iscrizione, un'occasione per tutti quanti di sporcarsi le mani, apprendere un po' le tecniche di utilizzo di questi spray e la giornata questa parte si concluderà con una performance di 6 artisti, 6 writers, che nella piazza qua esterna della Filanda realizzeranno delle opere live, utilizzando sempre questi prodotti acrilici. Sono sempre locali gli artisti? No, gli artisti avremo 2 partecipazioni da Padova, 2 da Marcon e un artista da Pordenone. Mentre uno è l'artista qua che segue lo spazio giovani di Santa Lucia, il progetto Writers realizzerà una performance, quindi siamo a 6. Cosa importante, sempre sabato 21, un appuntamento interessante con 2 proiezioni di cortometraggi di 2 registi della scuola di New York, uno di origini qua di Santa Lucia, Antonio Padovano, da 7 anni risiede a New York, ha frequentato la scuola di regia, che presenta, non lui perché non c'è, ma insomma ci ha concesso di proiettare il suo corto Jack Attack, un piccolo corto di 15 minuti horror che ha vinto numerosi concorsi in America, e seguirà un suo collega cinese, Long Lee, che proietterà un brevissimo corto d'animazione Zuzumi, quindi anche un po' un occhio a quello che è l'arte oltreoceano. Tutta la sera avremo 3 performance, 3 concerti live, sempre di giovani band, alle 19:30 in versione acustica, alle 21 Blooming Trees e alle 22:30 i Blue Motors. Passando velocemente a domenica, l'apertura verrà un po' anticipata rispetto agli altri 2 giorni, perché la domenica vuole essere la giornata che dedichiamo soprattutto alle famiglie e ai giovani. Quindi apertura alle ore 17 con la realizzazione di un paio di laboratori per bambini, una cura del cartoncino magico che è partner e anche espositore, e uno realizzato proprio dal team di Start, dal progetto Start, in collaborazione con gli insegnanti della scuola di infanzia di Sarano. Sempre apertura degli spazi espositivi come gli altri giorni. Alle 17, sempre per tenere il filo giovanissimi, ci sarà un piccolo concerto della scuola di musica Igor Salvadoretti, qua di Santa Lucia di Piave, con la loro band di giovanissimi. Alle 19 avremo una performance di 2 poeti che vengono da Venezia, da un'associazione di Venezia,
performance di spoken music di Giulia Anzara e Alessandro Burbank. Interessante questo abbinamento tra musica e poesia che vedremo domenica, dove la poesia viene ritmata secondo la musica che viene proposta, quindi una sorta di non di rap ma semplicini, quindi due forme d'arte che si incontrano per una performance molto interessante. Seguiamo alle ore 20 concerto di Erika Boschiero e Edu Ebling, successivamente 21:30 concerto Bed and Breakfast, 22:30 concerto For Green Motors e chiudiamo il programma di questi 3 giorni. Il cartoncino magico è un'attività portata avanti da Dino Maraga da diversi anni, gira per tutte le fiere tipo Summer, tutte le fiere d'infanzia. Consiste nel creare delle figure, dei personaggi, solo attraverso lo strappo dei cartoncini colorati e la composizione di questi frammenti. Quindi anche in linea con quello che è un po' il logo, la filosofia di dare forma, con delle semplici pezzettini di carta colorati si riesce a dare forma a questi personaggi. Mentre il laboratorio organizzato da Start sarà sempre legato all'interpretazione di un'opera d'arte con dei materiali poveri, quindi verrà proposta un'opera ai bambini e gli si chiederà di dare una propria interpretazione. Questo è un po' il programma dell'evento, molto ricco, molto vario, quindi si ha un bel escursus su tutti quelli che possono essere le forme espressive d'arte, della creatività. Il tutto avrà ingresso gratuito ai padiglioni, tutte le attività sono gratuite, sarà presente uno stand bar rinfresco all'interno, proprio anche per promuovere quello che può essere un incontro informale con i giovani. È l'Open Wine? No? Ora Wine è il nostro partner è anche Teresiane e Hausbrand qua nelle nostre zone. Quindi birra, prosecco di ACG nelle nostre zone. Questo è un po' quanto. L'evento è realizzato grazie anche a una numerosa partecipazione e collaborazioni attivate dal progetto Start, oltre ai patrocini della Regione e Provincia di Treviso. Abbiamo trovato la collaborazione dei comuni di Santa Lucia di Piave, di Conegliano, di San Fiore e di Godega, oltre che al patrocinio e supervisione dei GAI, Giovani Artisti Italiani di Torino. Come media partner dell'evento abbiamo Oggi Treviso, Player Out, una rivista di Venezia, Fine Art Mag, un'altra rivista, Vive TV, Web TV che sta riprendendo l'evento, 2 radio, Vivi Radio, Radio Voce della Speranza e in conclusione Marca Doc che sul suo portale ha pubblicato il programma. Come partner dell'evento in primis citiamo il Filo d'Arianna, Centro Studi e Promozione Sociale qua del Comune di Santa Lucia, Fine Art Marz, La Chiave di Sofia che dopo terrà un breve intervento sul convegno che realizza, Lago Film Fest, Treviso Comic Book Festival, Cartoncino Magico, Ora Wine, Liquitex dei prodotti acrilici per tutto il workshop, Teresiane, Hausbrand e Mariviera. Sponsor del progetto, senza di questi non si riuscirebbe a fare molto, l'OPLA, Banca Mediolanum con il dottor Tonon Alberto, Banca della Marca e Nuovi Servizi, Brino SRL. Ho detto tutto, lascerei... L'organizzatore dell'evento è l'associazione Itiner di cui io sono presidente, qua ci sono vicepresidente e segretaria, associazione fondata lo scorso ottobre qua nel comune, che oltre al progetto Start porta avanti un altro progetto che si chiama I Ragazzi della Piazza, che organizza eventi ludico-ricreativi per la comunità, sempre a Santa Lucia, e da poco il nostro partner, La Chiave di Sofia, è entrato a far parte di Tina. Quindi un'associazione che ha all'interno molte realtà diverse ma che collaborano assieme in modo efficace, e questo evento è, diciamo, la concretizzazione di queste collaborazioni.
Lascio un paio di riferimenti prima di passare la parola agli altri interventi. Il nostro sito www.startdalleformalacreatività.it, su Facebook ci trovate Start Progetto, siamo su Twitter, Vimeo e YouTube, quindi ci trovate un po' dappertutto. Lascio la parola all'assessore Bellotto per un breve intervento con Comune di Santa Lucia che ci ospita generosamente sulle scritture. Sì, intanto vi do il buongiorno qua alla casa di Santa Lucchesi, che è diventato un nuovo riferimento a questo padiglione appena inaugurato. Vorrei fare un applauso soprattutto a Luca e al suo staff di ragazzi, perché da quando sono venuti a presentarci il progetto, io ma anche il sindaco che oggi qua c'è lì che ci porta i saluti, abbiamo subito creduto nei ragazzi, perché sono ragazzi di Santa Lucia che hanno voglia di fare idee nuove. Il comune di Santa Lucia ha un assessorato tenuto da una giovane, come dicevo prima, che è Federica, che punta soprattutto dai ragazzi dai 0 ai 29 anni. E quindi noi con questo progetto ci siamo dentro a pieno in questo gap. Abbiamo già portato avanti, l'amministrazione assieme a Federica una di pannelli per i writers che collaboreranno. Io ringrazio anche la società di Finera perché da quando si è creata ha capito subito la nostra mission come amministrazione, collaborare con le altre amministrazioni, con le altre associazioni. Non erano neanche associazione, ma già collaboravano con gli altri, perché mi ricordo con Di Capriera, con la Prodocco, con chiunque avesse bisogno, bastava comunque il telefono a Luca e loro c'erano. Come amministrazione abbiamo dato un contributo economico, un appoggio dell'azienda speciale sia la Santa Lucia con sia le strutture che vengono scalate dai bonus che ha l'amministrazione comunale, quindi le strutture sono date molto volentieri ai ragazzi dall'amministrazione comunale, e con un supporto logistico, perché insomma anche come direttore, con i pannelli perché sembra sia così bello semplice fare un programma di 3 paginette qua, sembra sia una passeggiata, ma io ricordo Luca a varie riunioni, io, lui, il sindaco e il direttore delle fiere, insieme anche a Paolo che non c'è, a Elisa, per cercare di capire dove poter fare con le mani e con i piedi per arrivare a questo evento. Insomma, noi ci crediamo come amministrazione perché i giovani sono il futuro. Io sono giovane, ma non per tirarmela, ma sono abbastanza obiettivo. Secondo me i giovani volenterosi, come sono loro, sono il futuro e la speranza sia di Santa Lucia, ma soprattutto dell'intera comunità. Quindi bravi, io sicuramente parteciperò al corteo. Speriamo che la gente di Santa Lucia capisca il messaggio, perché questo noi stiamo facendo un altro progetto con l'azienda. Il venerdì sera abbiamo provato a fare altre manifestazioni. Insomma, merita, speriamo che il tempo ci aiuti. Basterebbe una giornatina così non vanno al mare, fuori si sta bene, perché se c'è il sole abbiamo visto che tutti migrano verso altri lidi. Quindi complimenti ancora, insomma, all'amministrazione che è disponibile a 360 gradi, e quindi per il prossimo anno ho visto collaborazioni con province diverse, addirittura altri stati, insomma, da Santa Lucia a esportare il nome sia di Santa Lucia, ma le menti di Santa Lucia vanno in giro per il mondo anche a raccattare Torino, Padova, New York, insomma, bravi, continuate così perché è la strada giusta, questa è la strada giusta. Loro quest'anno sono partiti così, a gas, a martello, come dicono per uno, quindi anche il coraggio di osare secondo me, perché sembra di no, ma hanno già fatto un evento bellissimo al Conegliano, visto che ce ne sono altri in programma, hanno coinvolto 4 amministrazioni, insomma non è una cosa da tutti come primo anno partire così, quindi le idee sono chiare e paura non ce n'è, quindi io farei veramente un applauso sentito a questi 4, 5, quanti siete che mi sono... Beh, nel team siamo in 5. Questi 5, insomma, in 5 hanno mobilitato questo po' di teste, hanno gestito, insomma, vuol dire, bravi.
Allora, il progetto La Chiave di Sofia è nato dall'idea mia e di altri 4 ragazzi. È una piattaforma web editoriale che ha l'intento di ridare lustro e importanza a una materia considerata oggi come oggi inutile e astratta come la filosofia. E vogliamo dimostrare come invece la filosofia sia alla base di qualunque attività della vita, quindi della quotidianità. Questo sito è suddiviso in sezioni. Abbiamo la sezione delle riflessioni, quindi degli articoli scritti da noi 5 che riguardano temi di attualità, politica, economia, etica, cultura e saperi dell'uomo, e tutto è rivisto sempre in chiave filosofica. Abbiamo la sezione poi dedicata alle recensioni, di cui si occupa Cecilia Coletta, e anche le recensioni sono sempre a stampo filosofico perché vogliamo ricavare la filosofia da qualunque tipo di testo. E un'altra sezione a cui teniamo tantissimo è quella dell'ospite. Ogni domenica abbiamo l'intervista a un personaggio di spicco del mondo della cultura, della politica, dell'arte, e abbiamo avuto fino adesso come ospiti Red Kanzian e abbiamo avuto l'onore di intervistare l'astronauta Luca Parmitano e una consulente filosofica di Parigi che lavora nelle aziende, Eugène Deglery. E anche nelle interviste noi cerchiamo il risvolto filosofico, quindi non poniamo domande di filosofia ovviamente all'intervistato, ma cerchiamo di ricavare alla fine una conclusione filosofica. Come diceva appunto Luca, venerdì avremo il nostro primo evento offline, perché non vogliamo rimanere solo una piattaforma web, che avrà il titolo Crea te stesso, riprendendo una frase di George Bernard Shaw: la vita non consiste nel trovare se stessi, ma consiste nel creare se stessi. Perché vogliamo cercare di far capire come oggi la creatività sia importante in qualunque attività imprenditoriale. Sarà suddiviso in 2 parti il convegno. Ci sarà prima la presentazione di giovani che si sono realizzati grazie proprio alla creatività, e poi avremo la conclusione di un docente di Ca' Foscari. I relatori saranno Grow the Planet. Grow the Planet è un social network dedicato a chi ama il buon cibo, a chi ha un orto, e praticamente è un'applicazione che serve per aiutare le persone ad avere proprio, a coltivare il cibo che mangia. Unians, che è la soluzione SaaS per supportare la formazione online in aula, e Leonora Nicoletti, che è un architetto designer giovane, a 29 anni, vive a Londra ed ha realizzato il Dancing Screen, che è una specie di pannello fotovoltaico che è stato esposto anche nel Michigan e ora si trova in un museo degli Stati Uniti. L'incontro verrà concluso con una riflessione del professor Fabrizio Panozzo, che è docente di management presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Diamo il riferimento del sito. Sì, il sito è www.lachiavedisofia.com e ci trovate su Facebook La Chiave di Sofia, su Twitter Chiave Sofia. Dico solo che una parte dell'esposizione che sarà presente qua della collettiva si trasferirà il 5 luglio a Godega, all'interno di un evento organizzato dalla Proloco dell'amministrazione, quindi proprio a suggellare quello che è la collaborazione con le amministrazioni che sta avendo il progetto START, quindi non una cosa fissa ma un qualcosa che si sposta nel territorio per andare a coinvolgere tutte quelle che sono le comunità. Quindi Santa Lucia a Conegliano con l'esposizione conclusa a maggio, la Start Exhibition 1, e adesso insomma nell'evento di Godega. Questi giorni vanno ringraziati e presi da esempio, perché io vedo che nel territorio gente che ha voglia di impegnarsi e di mettersi proprio in prima persona non ce n'è molta, quindi secondo me vanno proprio presi da esempio. Noi come comune di Godega
diamo più spazio possibile e cerchiamo di dare non solo spazio ma anche fiducia a questi giovani. Quindi inizieremo col 5 luglio questo piccolo inserimento nella nostra manifestazione, poi porte aperte. Se ci sono idee buone, noi per quanto possiamo aiutare ci siamo. Che manifestazione è? Carici in villa, su Villa Preda. È una manifestazione enogastronomica, ogni anno c'è stato messo una parte dedicata all'arte. Fino all'anno scorso c'erano dipinti di vari artisti sempre dell'area nostra, e quest'anno abbiamo sostituito questi artisti con i ragazzi dando lo spazio al loro espositivo. Io faccio parte della squadra rinnovata dell'amministrazione di San Pior, appena rinnovata, e noi ci stiamo mettendo in moto. È sempre piacevole venire a conoscenza di questa attività in cui la creatività e le idee vengono da gente giovane che con poca spesa riesce a tenere vivi territori che a volte rimangono un pochino ai margini. E è bello, mi piace che queste cose di innovazione e di ricerca avvengano nei luoghi della memoria, e quindi che ci sia proprio il vero incontro. Prima l'assessore diceva che c'è collaborazione tra le associazioni, correggendo che bisogna invece collaborare con le amministrazioni. Secondo me è un lapsus freudiano, perché l'unica possibilità che abbiamo noi territori minori o periferie di centri nevralgici più interessanti è proprio quello di fare rete, e quindi collaborare, promuovere, informarci. Devo dire, forse entrambe le cose, perché loro già da prima di costituirsi già collaboravano, Sì. loro sono nati ad ottobre, Sì. ma già da prima collaboravano e hanno messo assieme 4 amministrazioni, cosa che non è semplice. Da novella, forse io sono novella ma 2 anni, quando devi mettere assieme 2, 3, 4 amministrazioni È difficile, però stai prima a dichiarare guerra a uno Stato per mettere d'accordo i tuoi vicini in casa. sì, però è lì Quindi- che i giovani ci insegnano e ci aiutano a trovare l'entusiasmo giusto. Quindi dal Festival 20, 21 e 22 giugno, tre serate interessanti, un programma molto ricco, ingresso libero, target dell'evento, famiglie, giovani, giovanissimi, meno giovani, insomma tutti quanti, la comunità in genere. E ci auguriamo che la risposta da parte della popolazione locale sia positiva, in modo da poter mettere le basi con questo evento per riuscire a creare veramente qualcosa che nel tempo possa diventare una realtà importante.